Parola d'ordine, il piccolo non è più bello. A metterlo nero su bianco la giunta Zaia che ha dato il via libera al piano di riordino territoriale della regione. Entro il 31 dicembre 2013 saranno 281 i comuni, 200 fino ai 3.000 abitanti, 81 da 3 a 5.000 che dovranno mettere insieme 11 tipologie di servizi, dalla polizia municipale alla scuola alla raccolta rifiuti. Una prima rivoluzione perché, parola di presidente, il Veneto guarda addirittura più avanti. Il futuro del Veneto sarà quello di ridurre sempre di più il numero dei comuni, di aggregarli in maniera tale che ci sia un risparmio di quasi 1 miliardo di euro e poter pensare che l'obiettivo finale possa essere quello di passare da 581 comuni a 150 comuni. L'identità storica di ogni comune va salvaguardata, ma l'amministrazione del territorio deve guardare oltre e come i cittadini l'hanno capito anche molti sindaci. Già 230 i comuni che si sono attivati, gli altri dovranno provvedere entro la fine dell'anno. Sul piatto la Regione mette 4 milioni di euro destinati solo ai virtuosi. Al piano collaborano anche le prefetture. Le prefetture stanno vigilando su ordine del Ministero degli Interni a questo percorso. Chi al 31 dicembre non arriva a fare questo tipo di appunto associazionismo comunale potrebbe essere dalle prefetture commissariato. 14 realtà sono già più avanti e stanno studiando una vera e propria fusione. In autunno ci saranno 3 referendum. Altre fusioni sono allo studio in diverse province, da Rovigo a Treviso, dove diventeranno un solo paese Ormelle e San Polo.